zingaro, voglio vivere come te. Buongiorno Italia. Qualcuno si chiederà dove tengo la macchinetta per fare ste scenette. In parte a letto, e bisogna anche stare attenti perché ha un obiettivo grande così, no, che uno magari per sbaglio si gira, insomma può sempre succedere, bisogna stare attenti. I più attenti diranno: ma sei da Mirko? I complottisti diranno: ma c'era scritto nell'immagine di copertina. In ogni caso, digli scippi sono chiuso. Sì, siamo da Mirko, dove ieri notte c'era il gatto che si aggirava col pantegano. Il gatto col pantegano. Ti ricordi? Il gatto! Col pantegano! Che girava il gatto col pantegano. Ieri notte il gatto, il pantegano, è stata una scena un po' da Discovery Channel. Rive. Un simes, un simes. Roba mia, nostrana, roba buona. Tot nou misto che farà qui. Addio. Te che porti la roba e anche. Gli guarda in bocca al cavallo nato. Ciao ragazzo o ragazzi, nel caso in cui vi siate trovati tipo, non so, che uno dice: ma dai che andiamo tutti a casa mia, se troviamo guardiamo i video del Singano. No, dubito che sia così. I video delle batterie al litio in camper erano già stati fatti, però non ti avevamo fatto ancora vivere l'esperienza completa di tutte le varianti, ok, tutte le possibilità di scelta di queste batterie al litio. Nelle prime puntate abbiamo provato a utilizzare il classico sistema da 2 batterie da 100 A, ok, al litio economiche della DS Tech. Nel secondo step, che è quello di oggi, proveremo invece 400 A, sempre della fascia economica della DS Tech. Questo perché? Questo perché le 200 A erano state recensite a inizio estate, adesso siamo a inizio inverno. Si sapeva già che nel mio caso con un carico costante di 12 Ah solo per il PC 200 A non sarebbero bastati. Quindi per cui benvenuto in questo secondo step delle 400 A e finiremo, mi piace spoilerare la mia nuova moda 2021-2022, rovinare, no, i finali, le puntate, dicendo che ci sarà poi, credo a fine inverno o a metà inverno, la terza e ultima puntata dove recensiremo il modello top di gamma della DS Tech a 400 A. Ho già detto che mi piace rovinare le puntate e spoilerare tutto? Sì, l'ho già detto. Per top di gamma si intende, oltre il livello qualitativo delle celle e dei materiali in generale, ma anche il sistema di comunicazione Bluetooth per visualizzare dal tuo smartphone tutti i parametri, eccetera eccetera, e soprattutto anche il riscaldatore, perché come avevamo già spiegato, aspetta, non vorrei tirartela troppo lunga, però sono cose importanti, anche perché questa regola vale per tutte le batterie, non solo le batterie al litio e la DS Tech, ma anche batterie di macchine fotografiche, mountain bike elettriche, eccetera eccetera. Le batterie al litio non vanno mai caricate sotto i 0 gradi centigradi. A dirla tutta ci sarebbe anche il discorso opposto, cioè che non andrebbero mai caricate oltre i 40 gradi centigradi, però insomma sono temperature anche un po' particolari. Iniziamo con la sostituzione, che così ti farò vedere anche indicativamente quanto occupano. Nel frattempo, in casa Singano, Diego sta regolando il mio impianto di pannelli per le litio, ok? In modo tale da far lavorare i pannelli come Dio comanda. Ah, no, anche, fa vedere? Cioè, quello che lo accendi, sì, e ti dice il voltaggio, che forte. E quello al centro cos'è? No, anche con USB! Che figata! Cioè, oh, Italia, se uno vuole un mega power bank per il telefonino, no, perché è magari un po' ossessionato dalle cariche del telefono, guarda qua, 200 A al litio per il telefono. E tu? Te carica anche il tablet volendo. Qui invece in sostanza con Mirko stiamo spostando il cavo del DPU, che sarebbe quel segnale che gli dava il motore al
DC-DC per ricaricare la batteria, ok? In quanto, come già sapevi dalle puntate vecchie, Pullman purtroppo non ha questo cavo nel motore davanti. Allora avevamo messo un sistema che simulava questo cavo di più, però magari per i dettagli dopo ne dirà Mirko, oppure gli scrivi nei commenti se hai bisogno di sapere queste cose. E quindi andremo a attaccarci. Mirko, dove che andiamo a attaccarsi? Sul di più della centralina tua, Ma che centralina? De cosa? quella Rio, quel che comanda tutto il camper. Sul di più della centralina che gestisce il camper, ossia i servizi. Sì, perché appunto Pullman tramite questa centralina un po' complessa gestisce anche la carica della batteria motore, altrimenti sto discorso non aveva senso. Ok, il motore si è sonda. Ovviamente se non ci sono complicazioni, intanto Diego della DS Tech lo conosci, se non lo conosci te lo presento io, è il tecnico specializzato mandatoci dalla DS Tech. Ciao a tutti. E le prime complicazioni di oggi sono relative ai miei, no, dei pannelli no, ma ai miei regolatori dei pannelli solari, in quanto, si stava leggendo qua su internet, sui forum, il cavo che tu compri per programmarli deve essere ricrimpato. Cosa vuol dire ricrimpato? Ricrimpato vuol dire che deve essere aperto e deve essere invertito l'ordine dei cavi e poi ricomposto, perché il crimpare sarebbe dare una sequenza ai cavi e poi comporre e creare questa sequenza. Sì, esatto, il rumore che sentivi era il caffè che è pronto. Yuri, Ho trovato altri cavi originali del Pullman qua. buono, Lo vai qua sotto. buono, che balcone. Guardi che pensavo che i cablai fossero tutti dentro, e invece no. Oh, questo cane coccoloso. Ah, Ah, va, sto da cane. merda. Questo cane. E devo fare come te, Mirko, vedi tu? Hai da luscia da stirare e me ne stiri anche a me. Traduzione: Mirko si è sdraiato e mi sdraio anch'io. Perché è importante nella vita non solo sapere le tecniche e le scienze, ma anche le lingue, perché ti ho spiegato quella volta, se tu ti trovi in Veneto, no? E vai tipo in un panificio da qualche parte a chiedere del cibo e non ti sai esprimere, non sai parlare, la gente non capisce, non capendo non può soddisfare la tua richiesta, quindi non ti arriva il cibo e muori di fame, hai capito? Quindi le puntine del mondo ti salva la vita. Finalmente ho trovato il settaggio giusto, quindi adesso siamo collegati sul primo. Ok, vedi che lui adesso qua puoi fare start monitoring. Ok, ti fa vedere tutti quanti i dati, la corrente che sta facendo, le varie tensioni, minimi, massimi, grafichetto eccetera. Questo tool qua è quello dell'EPEVER o Pever, La marca dei regolatori di carica. esatto, che servirebbe appunto per vedere lo stato, cosa sta facendo il regolatore. Ok, adesso andiamo a settare i parametri. Ok, quindi sempre da qua li facciamo leggere e vediamo quello che c'ha dentro, e adesso andiamo a settarli a mano. Quindi facciamo, siccome hanno la memory, l'impostazione user, non hanno l'impostazione litio ma hanno quella configurabile, meglio ancora, la settiamo qua, esatto. E adesso qua si va nel tecnico, diciamo così, nell'impostare le singole tensioni minime e massime di connessione, quella di boost, quella di float e così via. Perché cosa succedeva? Provo a spiegarla io, perché tanto qua Diego che mi corregge se dico minchiate. Allora, praticamente i regolatori di carica, quindi i pannelli, molto tra virgolette, erano settati per dare l'energia alle batterie fino a determinati voltaggi delle batterie. Cioè, se la batteria è a un tot di voltaggio, significa che il pannello deve dargli tanta corrente, ok, detto proprio in parole povere. Se invece la batteria ha un altro voltaggio ancora più alto, i pannelli, il regolatore di carica gli dà molta meno corrente. Tra le batterie a litio e quelle AGM, ok, il discorso del voltaggio è diverso, cioè il voltaggio delle AGM, non so, un 14, faccio un esempio, può essere molto alto, nelle litio invece è più basso. Ho detto giusto? Una cosa del genere, cioè proprio molto, sì, molto maccheronico, diciamo. Ok, non saltiamo. Purtroppo queste nuove impostazioni non possiamo neanche verificarle, perché a parte vabbè che abbiamo scelto, ci è capitato, ci hanno concesso un weekend relativamente nuvoloso, ma siamo a ottobre, quindi... Pronto? Pronto, buongiorno, il signor Yuri?
Può essere, chi è? Becchiamo qui, questa è l'uscita del generatore. Aspetta, spoiler, se possibile nel senso se Pulmin consente di passare i cavi, perché purtroppo Pulmin è relativamente complesso sotto certi aspetti e pertanto purtroppo a volte anche il passaggio dei cavi, no? E comunque se Pulmin ce lo concede, insomma, ecco, monteremo una cosa che a me è molto utile per lavorare, un alimentatore per camper secondario da 70 ampere. Tu mi dirai, ma 70 ampere fa saltare le colonnine? Certo, difatti è secondario. Il caricabatterie da 70 ampere lo collegheremo solo ed esclusivamente al generatore, in modo tale che quando accendo il generatore, io perché lo accendo? A parte vabbè per l'emergenza clima o per il forno a microonde, là, il grill, ok, ma quelle sono eccezioni. Perché lo accendo? Perché ho bisogno di corrente, perché ho finito, sono in libero, ho bisogno di lavorare. Lavorare significa fare quelle cose che mi fanno arrivare i skate per fare sta vita qua, hai capito? Accendendo il generatore, fino a prima caricavo a 16 ampere, cioè non è un problema, non è un discorso di costi eccetera, ma tenere acceso il generatore che fa casino, microvibrazioni e tutto per molto tempo, perché accidenti, per caricare 16 ampere, cioè solo il computer me ne consuma 12, hai capito? Parlo di ampere ora. Allora abbiamo detto, mettiamo un alimentatore dedicato, collegato direttamente al generatore, in modo che quando accendi il generatore ti carica ben 70 ampere, il che vuol dire che in 3-4 volte meno tempo ricarichi la stessa energia, oppure ricarichi il triplo o quadruplo di energia con lo stesso tempo. Questa è una cosa che per carità può essere sì carino, interessante raccontarlo, ovviamente per gli appassionati di camper che giustamente seguono il canale, anche per questo amico che sta facendo molto male a Pulmin, per seguire un attimo la storia di Pulmin e anche per vedere come evolve questa casetta mobile, no? Spero che mi senti. Ma può essere utile anche a chi va spesso in libera in zone abbastanza, diciamo, remote, dove non ci sono altre persone, dove non regga nessuno agli altri, e pertanto quando ti attacchi il generatore, ok, lo accendi per qualcosa, per darti un bel corto di carica. Vedi ragazzo, adesso togliamo quella schedina che faceva tanto figo, no? Quella che sembra le bombe a orologeria, no? Esatto. Che era bello quando aprivi quella schedina con i led colorati, i numeri. Vabbè. Però, vedi, nella vita a volte devi abbandonare ciò che fa figo, ossia l'apparenza, no? Per la funzionalità, quindi stacchiamo l'apparenza, fighissima per carità di Dio, e ci colleghiamo, adesso, aspetta, mi stanno anche ascoltando, quindi posso permettermi di dire sciocchezze perché eventualmente mi correggono, ci colleghiamo alla centralina di Pulmin che tra le sue varie cose gestisce anche la carica della batteria del motore. Godita, giusto? Sì. Bravo. Voto? 3. In parole povere di termini tecnici, non di significato pratico, questo viene fatto per migliorare la qualità e tipo di carica, ossia dargli una carica maggiore alla batteria motore tramite il DC-DC, che vate a guardare i video vecchi, DC-DC charger, che io chiamavo AC/DC, è quel strafante lì che serve per caricare al meglio le batterie al litio con l'alternatore del camper. Purtroppo per certi camper vecchi, motori dei camper vecchi, bisogna fare questi tipi di modifiche, altrimenti nei camper normali, chiamiamoli camper moderni, non c'è il bisogno, in quanto ti dispongono già di questo cavo che si chiama D+, e non devi fare nient'altro, o perlomeno chi te lo installa o Mirko non deve fare nient'altro. Attenzione ai tuoi affezionati, questa puntata sarà particolarmente tecnica e non ci sarà topa, al massimo il culo di Mirko se piega, ma ciao, vedi, giustamente quando fai dei lavori su un camper di chi ci vive, diciamo un camper casa, è sempre un po' più complesso, perché se devi passare tipo sotto un mobile eccetera devi togliere via sempre un casino di roba. Sparati in diretta al testo del generatore Dal cavo. Sì, ma anche perché erano già cariche, vedi? 14, ah sì, sono cariche, però sta pompando, sta allora, caricando. farlo spingere di più, niente, Bisogna se le batterie scaricare più batterie. scariche, oppure Però con le batterie nuove? Mettiamo sulle altre. Ok.
Ragazzi, siccome so che poi nei commenti, giustamente, essendo delle 200 ampere, quindi batterie particolari, si chiederà le dimensioni. Lascio la parola a Diego. Queste batterie da 200 ampere hanno le misure indicativamente di 52 cm di lunghezza, 24 circa di altezza e altrettanti di larghezza, 22, tra i 22 e i 24, dipende se misura sul bordino o meno. Sei sempre in diretta, stiamo facendo il test con una delle due batterie da 200 ampere, sono grandi, porca miseria. Adesso accendiamo il generatore, perché purtroppo le batterie che avevo io erano cariche al 100% e quindi non si può fare i test. Allora mettiamo questa che è scarica più o meno a metà e vediamo come si comporta questo caricabatterie. Se carica 70 ampere ma anche 65 è aggiudicato. No, è massa carica anche queste. 61, però già 61. No, ma perché vedi sono 14, no? Sono troppo cariche, però vabbè, se già carica 61. Cioè praticamente sto aspirapolvere è servito di più a scaricare le batterie, no? Che a aspirapolverare. Aspetta, perché il momento è catartico, Catartico? Nel senso che allora questo Bisogna è cataricavi. questo è questo è il famoso di più che avevamo escluso l'altra volta, Sì? quello che viene da davanti, Quello che faceva suonare la centralina ogni volta. sì, esatto, che è quello che farebbe accendere tutte le varie utenze sotto chiave di Pullman. Questo è il filo che noi abbiamo passato nuovo, che va al DC-DC. Quindi adesso facendo così, praticamente ogni volta che tu accendi il Pullman, il DC-DC sente che l'alternatore sta caricando, per cui il DC-DC comincia a pompare come si dovrebbe fare. Adesso lo mettiamo qui per provare, dopodiché sistemiamo meglio il tutto. Nel dietro alle quinte del dietro alle quinte, perché questa puntata ha voluto essere un po' dietro alle quinte, no? Dicevano giustamente. Poi qualcuno nei commenti dirà: ma perché non è stato fatto la prima volta? No, ma se l'ha già spiegato perché non si riusciva a trovare, ma ti ricordi, no? Quella volta. Sì, abbiamo trovato alla fine e quindi abbiamo lasciato. Esatto, perché da noi altri, Italia, è il sol magna le ore, hai capito? Significa il sole mangia le ore, significa il tempo è scaduto, next time, prossima volta, prossimo giro, altra corsa. Ok, il CPU è qui, si è messa in posizione per puntare i gatti, perché di là ci sono i gatti, no? Guarda, eccola là, vedi? Lei ha detto mi metto lì a guardare i gatti, perché sennò la sua cuccia gliel'avevamo messa lì, vedi? Cuccia di CP. A questo punto, anche se non l'abbiamo proprio scaricata tantissimo, però intanto l'abbiamo un po' scaricata, proviamo, cosa che preme a me, vedere sì quanto carica, se arriva ai 70, ok, di ampere di carica. No, stiamo parlando del nuovo caricabatterie di Pullman, il nuovo caricabatterie secondario, però contemporaneamente ovviamente se mi fa andare anche il climatizzatore, quindi faremo una prova con il caricabatterie che carica le batterie a 70, in più il climatizzatore che va a manetta. Grazie che oggi è una giornata caldina, quindi lo mettiamo al massimo e funziona. E dopo spegniamo il clima e proviamo il grill e microonde. Dovrebbe la versione combi, quella che fa misto grill e misto microonde, dovrebbe essere quella che consuma di più a 800 watt. Cosa devo accendere? Esatto. Ah sì, bravo, fermo, no, me lo preparo Te già. lo prepariamo perché quello lì e la prepari predisposizione a 12 volte, vedi? Perché se non tacco quello non funziona. E qualcosa dentro il microonde da scaldare? No, lo faccio andare a caso, anzi aspetta che non ci sia robe strane dentro, ma credo di solito è sempre vuoto e Anche microonde? Eh? Anche microonde senza niente dentro? Sì. Perché? No, non ho capito. Il microonde ha bisogno di qualcosa dentro. Ah sì? Eh sì, se no si spacca il... Ah sì? Mettici un... Hai capito Italia? Non si finisce mai di imparare qua. Microonde, in teoria i microondi a vuoto non andrebbero fatti andare. No, mettici una terrina di plastica con dell'acqua dentro. Ah, ecco, sì. Qualcosa per scaldare l'acqua. Allora, quella è proprio posta dal microonde, questa qua, microwave. Queste ce le aveva date là. L'unica roba che non so se tengano il grill. Ok, adesso lui sta caricando a 65, ma dipende dai cavi. Perfetto, vabbè 65 65, 66, balla un po'. che secondo me in teoria dovrebbe abbassarsi automaticamente se il generatore non ce la fa, in teoria. Vediamo come lavora il generatore. Dipende dal generatore se si spegne del tutto oppure se scende un po'.
sotto. 68, fa picchi 68, Sì, se no ma la quello- media sì, è... ma quello lì tieni, dopo vedrai il cliente molto La media è più 63, dai. Sì, in batteria adesso stanno entrando 50, Cazzo, 51. 95% le batterie. No, ma non c'entra quello lì, finché non sono al 100, quelle al litio assorbono come all'inizio. Ah, ok. Non c'è differenza Ah. se sono al 90, al 20 o al 98. Ah! Finché non arriva al 100 loro prendono tutto. È e dopo capito si Italia, vede. tu senti, oh, e io Per non quello lo che so. le puoi caricare più velocemente. Per quello perché io non prima sente- insistevo, non riuscivo a capire. Ma sta andando il clima adesso. Sì, sì, prima sta andando a camminare. Quindi il generatore tiene il clima, giusto? Perché sta caricando qua. Sì, sarebbe già saltato. Ok, allora spegniamo il clima prima di finire di caricare le batterie e accendiamo il microonde. Io provo... Senti come spinge. Adesso si tira. Senti come spinge. Ha cambiato il suono del generatore perché adesso sta. Qua sei sempre a 63 ampere. Va bene 63, dai. Ma dopo quando facciamo i collegamenti giusti, adesso sono con le pinze che Ah, portano. ok. Poi arriva a 70. Il laboratorio arriva a 70. Perfetto. Qui- Sì, lo so che preferivi il culo è una bella topa, però purtroppo che avevamo Diego. Ascolta, mi sono dimenticato di dire, cosa importante. Questo carica batterie da 70 ampere, che mi raccomando non va mai messo nel camper come carica batterie principale, sennò ti fa saltare le colonnine. Le colonnine tengono di solito, caricano 16 ampere, ok? Non 70. Questo è, ripeto, per chi vuole sfruttare al massimo il generatore, quindi per chi usa il generatore, ok? Non per gli altri usi. Queste qui le tratta la DS Tech, le vende la DS Tech, sono di DS Tech, quindi contattare la DS Tech. E per quanto riguarda l'installazione in zona Veneto sai che c'è Mirko, e per quanto riguarda insomma altre zone credo che qualsiasi altro tecnico, beh oddio no, qualsiasi no, però comunque i tecnici che riparano i camper fanno questo tipo di lavoro, non tutti, in quanto insomma si va a intervenire sull'alimentazione principale del camper, insomma non è proprio da tutti. Se vuoi la verità, se vuoi una bugia no, se buona anche Mesia, ciao Mesia che ti ho fa? Saluta le vecchie batterie da 200 ampere. Ciao vecchie batterie da 200 ampere. Bye bye. See you. Abbiamo dovuto fare qualche piccola modifica, ma ci stanno poi? tranquillamente le due mega silurone. Sì, sono grandi ragazzi. Giustamente 200 ampere l'una, cioè sono due batterie in una, no? Pensa che no, un piccolo aneddoto, una chicca, no? Una curiosità. Però vedi che brutta persona tamarra ed inutile che sono. A me questo strafantino piaceva, cioè io l'avrei tenuto anche se non serve a nulla. Cioè l'avrei tenuto, ma addirittura pseudo funzionante con la corrente che ci girava solo per vedere la schedina con i numeretti. Un pochi qua su Ascolta acqua, ascolta. e un po' non lo so dove. Sti qua probabilmente Devo arrivano parlare. dietro Parla l'armadio, c'è la all'alimentatore. paretina che è staccata. Direttamente al generatore. Dietro, solo che c'è la paretina. Che lavoro. Si diverte stai che fai così? A pallina. Si diverte stai che fai così? Giusto che il te c'ava pallina. Attenta che il te c'ava pallina. Ciao, Attenta che non c'ava pallina quello, eh? Assistimento in diretta del collegamento delle batterie. Ora il pulminometro segna 48%, ma perché? Perché abbiamo collegato una sola batteria e avevamo già impostato 400 ampere. Nel frattempo Mirko smonta Mesomobilio per passare i cavi dal generatore al nuovo strafante. Il nuovo strafante serve il caricabatterie da 70 ampere. Spiegami quando io non smonto Pulmi. Cioè, al momento l'ho smontato più. Lo abbiamo rifatto praticamente, cioè lo abbiamo, cioè mica filmo, e Mirko che lo ha rifatto Al praticamente. momento che abbiamo smontato più volte noi altri che in top group. Porco cane. Infatti Manuel mi chiede a me manuale come che si monta sto camion. Top Group sarebbe la fabbrica dove è nato Pullman, che ci abbiamo fatto anche un video molto carino, anche se non avevano quella volta mezzi molto particolari in sé. Beh oddio no, hanno sempre mezzi particolari, vai a vedertelo, c'era quello per i disabili, il T5 eccetera, però Top Group fa molto di più. Purtroppo in questo periodo è arrivato il coronavirus e tutto quanto, avevamo delle cose molto simpatiche io e Mauro, che sarebbe il titolare, da fare, si faranno più avanti. Non spoilerò altro, cose molto fighe. Che salutiamo e salutiamo e facciamo gli auguri di buon compleanno. È vero? 6 anni, ma il video verrà fuori fra 2 mesi. Non importa. E facciamo gli auguri di Natale. Via. Ecco, tacca arriva al coda. Vedi ragazzi, non farà una roba.
sta roba grigia, no, che io non sapevo, l'ho imparato adesso, però faccio il figo, faccio finta di saperlo che te la racconto, no? È l'antitaglio. Wine antitaglio. Wine antitaglio, praticamente per mettere dentro i fili, perché quando vengono utilizzati in situazioni esterne o comunque quando toccano con la meccanica, no? Per non farli tagliare. Per quello si chiama antitaglio, se no si chiamava non so. Anticovatore. Esatto. Centrale nucleare provvisoria. Tanto centrale nucleare. Guarda che La parte più difficile di camper, come la storia ci ha già insegnato, non è tanto fare i lavori, è far passare le robe, perché giustamente sono casette cinesi, cioè nel senso fatte per le braccine piccoline dei cinesi, sai, che si infiltrano dappertutto e fanno le cose piccole e microscopiche, e per di più ogni casa è fatta a modo suo, quindi i passaggi sono sempre tutti diversi, le cose sono messe in posti diversi, eccetera eccetera. E anche questa è fatta, o quasi, perché adesso basta solo fissare questa scatola, che è la scatola che contiene i prolungamenti dei cavi che portano dal generatore al nuovo caricabatterie. Credo che lo proveremo bene quest'inverno, quando sarà realmente necessario, o meglio, provare l'abbiamo già provato, fa sui 63-65 ampere, dovremo vederle con le batterie magari un po' scariche. Ciò che vedremo è quanto utile può essere, ossia in quanto tempo, quanta energia possiamo recuperare e con quell'energia cosa potremo fare. E tutto questo tu che già ci segui ben lo sai, perché è ben spiegato dal pannellino di DS Tech, che in base ai consumi, no, ti dice riesci ad andare avanti tot giorni, tot ore, tot minuti, ma non spoileremo altro. Nel frattempo, seppur non c'entra, Mirko aveva visto che era uscito il, com'è che si chiama, il Thermostat, no? No, quel liquido. No, cos'è? No, questo qua è un silicone che gli ha messo il suo tempo. Ah, un silicone? Mi sa che al tempo che gli ha fatto qua non esisteva ancora il Thermostat, poi guarda, è appiccicoso dopo 20 anni ancora. Sì. Beh, insomma, stava uscendo sta roba bianca, allora ha detto rifacciamo le sigillature col Sikaflex nero. Bene, ora hai visto l'installazione, ma soprattutto sei venuto a conoscenza di questo nuovo accessorio che secondo me quasi nessuno sapeva dell'esistenza, o comunque della possibilità di mettere un secondo caricabatterie e pertanto maggiorato per altri tipi di altri sistemi di ricarica. Abbiamo appreso che adesso ci sono le batterie economiche della DS Tech da 400 ampere, adesso si procederà con la pratica, ma non più con il test che abbiamo fatto la volta scorsa, semplicemente con l'utilizzo reale, ok, nella vita quotidiana, ma soprattutto nella vita quotidiana invernale. Un'altra roba che ti insegno: al pagamento te che offri 2 o 3 bottiglie di rosso, si imbriaga, si desmentica e te scampi via.